La Sicilia quinta adesso per contagi giornalieri in Italia, polemiche dall'Assemblea regionale sull'obbligo del Green Pass. Razza nel frattempo dice nessun problema per il reperimento dei tamponi. Ci parla di tutto questo Giuliana Micicani. Sono 270 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 11.493 tamponi processati. L'incidenza è al 2,3%. La regione è al quinto posto in Italia per nuovi contagi giornalieri, dietro Veneto, Campania, Lazio e Lombardia. Gli attuali positivi sono 8.870 con una diminuzione di 519 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 783. Le vittime sono state 6 per un totale dei decessi a 6.921. I ricoverati ordinari sono 332, 23 in meno, e quelli in terapia intensiva sono stabili a 41. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 29, Catania 94, Messina 76, Siracusa 39, Ragusa 6, Trapani 5, Caltanissetta 15, Agrigento 6 ed Enna 0. E oggi, venerdì 15 ottobre, in occasione dell'avvento dell'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, un parlamentare siciliano si mostra determinato a entrare in aula senza il certificato verde. Si tratta del deputato regionale ex Movimento 5 Stelle, adesso del gruppo Sicilia Attiva, Sergio Tancredi, che afferma: per entrare in assemblea a svolgere la mia funzione di deputato e attività costituzionalmente garantita, non ho nessuna intenzione di esibirlo. Peraltro Tancredi ha organizzato il prossimo 29 ottobre, proprio a Palazzo dei Normanni, sede dell'Ars, un convegno il cui titolo non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: dalla democrazia alla dittatura. Parteciperanno docenti universitari, preceduti dai saluti, adesso fonte di polemiche, dell'assessore regionale Roberto Lagalla, che replica: sinceramente non comprendo l'enfasi mediatica che si è voluta attribuire ad un mio doveroso atto di cortesia istituzionale. Sul piano personale, ben nota la mia convinta posizione a favore delle politiche vaccinali e dell'uso del Green Pass, ma nessuno può essere impedito di esprimere civilmente le proprie opinioni, conclude. Come è noto, l'alternativa al Green Pass sono i tamponi e in tutta Italia si registra il boom di prenotazioni del test, soprattutto nelle farmacie abilitate, già con liste di prenotati fino al prossimo dicembre. In Sicilia l'assessore regionale Ruggero Razza rassicura che non vi sono e non vi saranno problemi di approvvigionamento e afferma: non vedo elementi di criticità sul reperimento dei tamponi. Forse vi sono sull'organizzazione nel mondo del lavoro, ma questo problema come regioni lo avevamo sollevato da tempo. E poi ancora in riferimento all'utilità del vaccino, Razza aggiunge: i numeri anche questa settimana ci raccontano un decremento delle ospedalizzazioni e ci dicono che i ricoverati sono essenzialmente soggetti non vaccinati. Non so cos'altro si debba raccontare per far comprendere che la vaccinazione è un atto necessario e indispensabile. Altre 11 tipologie